La guerra e i rincari stanno colpendo il settore agricolo. L'aumento record dei costi, dal gasolio ai concimi, dai mangimi ai fertilizzanti sino ai materiali per l'imballaggio, mette a rischio il futuro del comparto. Il vero problema è il costo dell'energia, che è esploso e ha colpito tutte le attività produttive, dal carburante per i trattori al riscaldamento delle serre, al gas per la realizzazione dei vasi di coccio e così via. C'è sicuramente un aumento esponenziale che però poi dopo alla fine purtroppo la conseguenza viene pagata dal consumatore finale e non dai produttori. Ecco, questo è il concetto. Poi ovvio tutte le materie prime che arrivano dalla Russia, dai fertilizzanti, aumenti esorbitanti. Ecco, poi sicuramente dietro questo ci può essere anche molta speculazione da parte di qualcuno. In Liguria c'è un mercato che rischia il tracollo ed è quello del fiore reciso che viene esportato nei paesi dell'est. La Russia e i paesi dell'est prediligono e apprezzano in modo particolare il nostro fiore reciso, i ranuncoli nello specifico in questo periodo. Questo blocco è un blocco che crea sicuramente dei grossi problemi sull'esportazione. Consideriamo che l'85% della produzione di fiori recisi viene esportata. Ecco. Soffrono già le aziende del Levante e del nostro entroterra. I rincari poi di frutta e verdura già si vedono sui banchi dell'ortofrutta, così come di altri prodotti. Immaginate il periodo dell'imbottigliamento del vino, la lievitazione del prezzo del vetro, perché comunque per fare il vetro bisogna usare il calore, quindi il gas e tutto, e quindi c'è sicuramente una problematica, e quindi anche l'energia elettrica che serve per comunque far andare le catene di imbottigliamento, quindi sicuramente anche sul vino avremo dei grossi problemi. Confagricoltura chiede ristori per il settore come per il periodo Covid. Si rischiano, conclude De Angelis, prezzi altissimi sul mercato, ma con gli agricoltori che faranno fatica a chiudere in pari. E ci sono delle aziende che rischieranno di non avere guadagno quest'anno, ecco, forse andare in rimessa.